Buongiorno, ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tragedia sfiorata questa mattina a Pordenone, dove si è ribaltato un camion gru che operava in un cantiere edile residenziale. Ci aggiorna sulla vicenda dal luogo dell'incidente Daniele Micheluzzi. Buongiorno da Pordenone, siamo in via Planton e attorno alle 9:30 vedete alle mie spalle questo camion gru si è ribaltato. È un camion gru di un'azienda udinese che stava facendo dei lavori in questo cantiere qui appunto in via Planton, un cantiere residenziale, e appunto il camion, per motivi che naturalmente sono ancora al vaglio, si è ribaltato, e questo camion gru serve per smontare questa gru edile che vedete alle mie spalle. Il pezzo di gru che si è staccato, il camion gru che si è ribaltato, è andato a colpire un'abitazione interamente, e una seconda abitazione è stata colpita nel giardino per quanto riguarda la recinzione. Miracolosamente nessuno si è fatto male, nemmeno gli operai che stavano lavorando in quel momento sul camion gru, uno alla cabina e uno che era appeso sul camion gru. Una grandissima paura naturalmente anche tra i residenti, che sono corsi allarmati per quanto era successo sentendo questo colpo fortissimo, ma nessuno, ripetiamo, si è fatto male. Questo è un cantiere che va avanti già da circa un anno, un cantiere residenziale, si stanno costruendo appunto degli appartamenti, e sono scossi anche gli operai che naturalmente stavano lavorando in questo cantiere, che hanno visto in diretta questa scena. Sul posto i vigili del fuoco che stanno in questo momento operando. Le operazioni saranno sicuramente molto lunghe perché, come vedete, insomma, c'è questo camion gru che è disteso. Il camion si è ribaltato e lo possiamo vedere, finito ruote all'aria, ed è veramente un miracolo che nessuno si sia fatto male. Per questo collegamento intanto è tutto, ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. A voi. Il nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno restituito alle Gallerie degli Uffizi di Firenze un dipinto del Cinquecento raffigurante la Sacra Famiglia, con Santa Caterina d'Alessandria, rubato nel 1985. L'opera, di un pittore di area veneto-romagnola, era stata trafugata dai ignoti nel gennaio del 1985 dalla chiesa di San Michele a Monte Ripaldi, nei dintorni di Firenze, dove si trovava in deposito dal 1970. I militari ne hanno intercettato la messa in vendita e un'asta online e l'hanno confiscata. La riconsegna ufficiale, a seguito di confisca, è avvenuta oggi. Presente anche il comandante del nucleo TPC di Udine, maggiore Lorenzo Pella. Il dipinto era stato messo in vendita anche attraverso canali online da una casa d'aste con sedi a Milano e a Roma. A scoprirlo sono stati proprio i Carabinieri di Udine durante il quotidiano monitoraggio del web a caccia di opere rubate. La prima a ribadire questa identificazione sulla scorta delle immagini è stata la responsabile dei civici musei di Udine, Vania Kranzinic. A Udine, giunta straordinaria questa mattina a Palazzo d'Aronco per valutare come investire 10 milioni di euro, a tanto ammonta l'avanzo di bilancio del Comune. Come investire 10 milioni di euro che costituiscono l'avanzo di bilancio del Comune di Udine. La giunta comunale straordinaria convocata questa mattina a Palazzo d'Aronco dovrà valutare quali interventi finanziare per primi. L'avanzo di bilancio potrà essere anche di grande aiuto per far fronte all'aumento dei costi delle materie prime che sta pesando sugli appalti e sui cantieri aperti. Sono diversi gli interventi in pole position, per i quali non c'è ancora un elenco con le priorità. Tra questi vi è l'acquisto e il recupero del Cinema Odeon, che ha lo scopo di creare uno spazio apposito dedicato ai Basaldella. La spesa prevista per l'acquisto è di circa 650.000 euro, mentre quella per il recupero s'aggira sui 3 milioni di euro. In previsione c'è il completamento pure dell'ascensore per il castello, per il quale manca al momento 1 milione di euro. Il tesoretto record potrà essere utilizzato anche per evitare di pagare gli interessi dei mutui. Insomma, una vera e propria boccata d'ossigeno per il Comune, il cui utilizzo definitivo potrà essere stabilito solo dopo l'approvazione del consuntivo 2021.
È stato aperto al traffico alle 3 della scorsa notte il nuovo cavalcavia della strada provinciale 251 a Portogruaro. Nonostante il maltempo che ha colpito il nord-est, in particolare nella giornata di sabato, i tecnici della direzione lavori di autovie e le maestranze delle ditte appaltatrici sono riusciti nella complessa operazione di spostare le barriere di sicurezza, raccordare le rampe del vecchio manufatto con quelle del nuovo, realizzare la nuova pavimentazione, posare la segnaletica verticale e orizzontale, posare il guardrail definitivo. Nei prossimi giorni verrà demolito il vecchio cavalcavia che si trova affiancato alla nuova opera. Il cavalcavia della strada provinciale 251 è uno dei 5 che insistono sul primo sublotto del secondo lotto Alvisopoli-Portogruaro per la costruzione della terza corsia dell'autostrada 4 e che necessitano di essere ricostruiti per l'allargamento delle carreggiate. Siamo alla politica. Dopo la fuoriuscita di Pier Enrico Scalettaris, passato a iniziò una d'azione di Calenda, il Partito Democratico di Udine perde un secondo pezzo a Palazzo Daronco. Si tratta di Sara Rosso, eletta alle elezioni del 2018 con 239 preferenze. La Dem ha comunicato il suo passaggio al gruppo politico Open FVG. La scelta, motivato dalla consigliera, è stata causata da una crescente distanza che avverte nelle modalità del partito, sia nelle scelte che nei valori che hanno connotato l'azione dei Dem negli ultimi anni. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione al comune di Lignano Sabbiadoro contro l'aumento indiscriminato della tariffa sui rifiuti che l'amministrazione e i suoi cittadini si sono ritrovati ad affrontare. L'ente, nonostante ripetuti tentativi di chiarimento e interessamento, non era mai riuscito ad essere coinvolto nemmeno sulle proposte progettuali. Da qui il ricorso nei confronti dell'AUSIR, l'autorità unica che a livello regionale verifica la congruità del servizio, e contro le due società che erogano sul territorio il servizio di raccolta e smaltimento, ovvero MTF, non costituita in giudizio, e Ambiente Servizi. Il Tribunale ha sottolineato come l'impugnazione dell'ente lignanese sia stata del tutto legittima perché è quest'ultimo che comanda sul servizio, mentre si evince che la società MTF è un esecutore senza discrezionalità in merito alle strategie applicate. Infine, la sentenza ha confermato come AUSIR non possa validare piani economici senza essersi confrontata preventivamente con istanze presentate dai comuni, come avvenuto nel caso di Lignano Sabbiadoro. Ed ora andiamo a Colloredo di Montalbano, dove l'illuminazione pubblica si spegne a mezzanotte. A deciderlo il sindaco per risparmiare sulla bolletta energetica ed evitare di aumentare le tasse ai cittadini, ma non tutti in paese hanno reagito bene. Quasi certamente non basteranno i 50.000 euro messi a bilancio dall'amministrazione comunale di Colloredo di Monte Albano per coprire gli aumentati costi energetici. Così il sindaco Luca Ovan ha emesso un'ordinanza che anticipa alle 23, orario posticipato alle 24 da lunedì 11 aprile, lo spegnimento di tutti i punti luce della pubblica amministrazione. Il comune rischia di vedere raddoppiato il valore della propria bolletta energetica. 80.000 euro all'inizio, circa 3 anni fa, prima di iniziare a fare l'investimento sui punti luce a LED. Dopo siamo arrivati fino a 50.000 euro e quest'anno abbiamo messo 50.000 euro al bilancio. Facendo i calcoli si andrebbe a sforare in maniera spaventosa. Per mettere le mani avanti, perché non si può sforare il bilancio o altrimenti bisognerebbe aumentare le tasse ai cittadini, cosa che io non vorrei fare, abbiamo cercato, come in qualsiasi famiglia, di un sacrificio comune. È stata una decisione importante e anche molto difficoltosa, soprattutto per la paura come reagivano i cittadini. L'illuminazione pubblica non serve per la sicurezza del proprio cortile o per entrare a casa, l'illuminazione pubblica serve per quelli che vanno in macchina. Non dico molti, ma qualcuno un po' arrabbiato per il fatto che non ha più la luce per restare in casa oppure ha paura dei ladri. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, buona giornata.